Eccoci con Victor Tomadini, seconda partita di fila da titolare. Qua insomma bisogna conquistarsi ogni domenica il posto un po' tutti. Ti abbiamo visto bene e oggi sono arrivati anche i 3 punti. Come giudichi questa partita e la tua prestazione? In collettivo sapevamo che era una partita difficile e il mister in settimana ci aveva già spiegato come comportarci. Potevamo magari chiuderla prima, nel primo tempo, e non andare così in affanno nel secondo tempo, però alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti, quindi bene. Poi nel singolo sono riuscito a fare l'assist, quindi sono contento, sono tornato a casa contento. Forse potevo sbagliare un po' di meno alcune cosette in fase di costruzione, ma per il resto bene. Una curiosità, quando siete sul campo vi arrivano i risultati delle altre squadre, quelle in cui magari fate la corsa? Il mister preferirebbe che non arrivassero, però magari ogni tanto in spogliatoio qualche dirigente sul telefono controlla qualcosa. Andando sul tuo ruolo, io non ho ben capito se è il tuo ruolo naturale o come spesso fanno, ti mettono a seconda dei moduli. Io ho sempre giocato terzino, poi mi adatto, se magari devo giocare di difensore centrale, se manca qualcuno posso fare anche quel ruolo lì. Adesso il mister vuole giocare con 3-5-2, mi ha messo a fare il quinto e ci dobbiamo adattare un po' tutti se vogliamo. Hai avuto difficoltà con un modulo nuovo? È un ruolo dove bisogna correre tanto, capire bene i tempi di uscita sugli avversari per non farsi tagliare fuori, però dopo un po' magari che prendi il ritmo, riesci a spezzare il fiato, riesci a fare delle cose importanti, anche magari in attacco andare ogni tanto in superiorità numerica. Ok, ultima domanda. Che idea ti sei fatto sulle possibilità di arrivare fino alla fine? Quale squadra dai per favorita? Oltre il Portogallo. Giorgio Sadico sta facendo molto bene, adesso ha vinto anche oggi, quindi sarà un testa a testa, non dobbiamo mollare, dobbiamo cercare di dare continuità a questi Poi risultati. siete carichi spogliatoio e consapevole insomma, che sarà lotta a tutte le partite? Sì. Bene, grazie Victor. Grazie.